Eder. Mech. Pallister. Alla luce della nuova e approfondita perizia firmata dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, coadiuvata dai medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e dall'entomologo Stefano Vanin, l'ipotesi del suicidio nel caso della morte di Liliana Resinovic può essere definitivamente accantonata. Non ci sono più margini per il dubbio, la donna è stata uccisa. È questa la conclusione netta e definitiva che emerge dagli ultimi accertamenti tecnici disposti nell'ambito delle indagini riaperte dalla Procura di Trieste. A confermare questo cambio di passo decisivo è l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'Associazione Penelope Legale di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, che da oltre 3 anni si batte affinché la verità emerga. Il legale non usa mezzi termini. Finalmente sì. Questa ipotesi poteva e doveva essere superata molto prima, ma ciò che conta è che adesso è stata messa una pietra sopra. Liliana, nella mattina del 14 dicembre 2021, non era sola. A partire dalle ore 9 è stata brutalmente picchiata e subito dopo è morta. La storia è questa, solo questa. Nessuno, se intellettualmente onesto e dotato delle competenze necessarie per comprendere gli atti contenuti nel fascicolo, può ancora sostenere la pista del gesto volontario. Chi continua a farlo o non ha le nozioni tecniche oppure non è in buona fede. Non esistono altre possibilità. La consulenza firmata dalla professoressa Cattaneo, depositata a inizio marzo, conferma quindi quanto la famiglia della donna ha sempre sostenuto sin dal giorno del ritrovamento del cadavere, avvenuto il 5 gennaio 2022, 3 settimane dopo la sua scomparsa. Nessun suicidio, nessuna sparizione volontaria. Liliana Resinovic è stata vittima di un'aggressione violenta, culminata con un soffocamento deliberato. Secondo quanto emerge dalla perizia, la donna sarebbe stata attaccata alle spalle da una o più persone che l'hanno colpita violentemente, come confermano le lesioni riscontrate sul capo e sul labbro, identificate come traumi perimortali con assoluta certezza scientifica. L'aggressore, dopo averla colpita e immobilizzata, le avrebbe compresso il collo, causando la morte per asfissia. È una delle ricostruzioni più plausibili dell'omicidio, spiega Gentile. La revisione istologica condotta dal professor Fineschi, nostro consulente di fiducia, ha permesso di chiarire che quelle lesioni non sono state provocate dopo la morte e non sono frutto di eventi accidentali. È stato un atto violento, volontario e mirato. Un altro elemento importante emerso dalla consulenza è la totale assenza di segni di caduta accidentale. Come spiega ancora Gentile, la professoressa Cattaneo ha escluso in modo chiaro la possibilità di lesioni dovute a una semplice caduta. La distribuzione e la morfologia delle ferite, così come l'assenza di terriccio, residui vegetali o lignei sugli abiti, sul viso e sulle mani di Liliana, confermano che non si tratta di un evento fortuito o di un incidente. È un errore clamoroso che qualcuno abbia ipotizzato il contrario in precedenza. Adesso, dopo aver accertato la causa violenta della morte, resta da individuare il responsabile o i responsabili. E secondo Gentile, non si tratta di un estraneo. La consulenza Cattaneo, aggiunge l'avvocato, non ci dice chi è stato, ma ci dice chi non è stato. Non è stato un balordo, un ladro di strada, un folle incontrato per caso. Si tratta di un delitto di prossimità, consumato all'interno della rete più stretta delle relazioni di Liliana, tra le persone che conosceva, la modalità dell'imbustamento del corpo, trovato in posizione fetale dentro 2 sacchi di plastica, ne è la dimostrazione più evidente. Secondo i consulenti della procura, il corpo sarebbe rimasto per ben 21 giorni nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, dove è stato trovato. Ma Gentile esprime qualche perplessità. I nostri consulenti stanno ancora lavorando per chiarire questo punto. Non crediamo che Liliana sia rimasta tutto quel tempo nel parco. I dati circostanziali, lo studio delle temperature, la botanica e l'entomologia aiuteranno a correggere questo aspetto. Noi siamo convinti che la morte sia avvenuta la mattina del 14 dicembre, poco dopo le 9 e al massimo entro le 11,30, come conferma il contenuto gastrico e altri elementi oggettivi. Alla domanda se mai si arriverà a conoscere il colpevole,
L'avvocato Gentile risponde con un cauto ma determinato ottimismo: io sono fiducioso, nel fascicolo ci sono già elementi importanti che possono condurre ai responsabili, bisogna approfondire alcune piste, fare ordine, eliminare la confusione che spesso non aiuta la verità. Qualcuno cerca di gettare fumo negli occhi, ma passata la nebbia, i fatti torneranno a essere ancora più forti e visibili. Chi pensava di farla franca dovrà cominciare a preoccuparsi. Infine, Gentile respinge l'idea che ci siano due verità contrastanti, quella della prima consulenza e quella della nuova perizia. Non ci sono due consulenze, precisa. La prima era un elaborato superficiale, carente, con violazioni dei protocolli e gravi lacune tecniche. Il giudice non l'ha convalidata, ha chiesto una nuova perizia. Quel documento non esiste più. È stato cancellato e superato dal lavoro scientifico minuzioso e approfondito del team della professoressa Cattaneo. Questo non significa mettere in discussione la professionalità di chi ha lavorato in precedenza, ma semplicemente riconoscere che quell'analisi è stata gestita male e in modo inadeguato. Ora si guarda avanti, con un'unica priorità: ottenere giustizia per Liliana Resinovic. Continueremo a collaborare con gli inquirenti per quanto ci sarà consentito, conclude Gentile. Abbiamo fiducia nella Procura e nella Polizia di Trieste, che stanno lavorando seriamente e con impegno. Appena si insedierà ufficialmente il nuovo procuratore capo, chiederemo di essere ricevuti per confrontarci. La verità non può più aspettare. Un'aula di tribunale gremita, silenziosa, attraversata da momenti di dolore straziante e immagini difficili persino da reggere con lo sguardo, si è svolta così la seconda, durissima udienza del processo di primo grado davanti alla Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, per l'omicidio di Sofia Stefani. La vigilessa 33enne uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo di pistola al volto, esploso all'interno della sede del comando di polizia locale di Anzola dell'Emilia. A premere il grilletto, secondo l'accusa, fu l'ex comandante della polizia locale, Paolo Gualandi, 63enne, ora ai domiciliari ma con l'ergastolo sullo sfondo. Imputato di omicidio volontario aggravato non solo dalla relazione sentimentale con la vittima, una storia extraconiugale tenuta nascosta per mesi, ma anche dai futili motivi. Un'udienza che si è protratta per oltre 7 ore, densa di dettagli crudi, testimonianze sconvolgenti, e documenti che hanno straziato il cuore dei genitori di Sofia, presenti in aula e costretti ad assistere alla proiezione delle immagini della scena del delitto, filmate dai carabinieri poco dopo lo sparo. Nel video, mostrato tra la tensione generale, il corpo senza vita della giovane vigilessa è steso sul pavimento dell'ufficio di Gualandi, tra i resti di una tragica messa in scena che nessuno riesce ancora a spiegare fino in fondo. La madre di Sofia è scoppiata in un pianto incontenibile, stretta dall'abbraccio del marito e sostenuta dall'avvocato di parte civile Andrea Speranzoni. Il padre, invece, ha distolto lo sguardo, incapace di sopportare quelle immagini che fissano in modo indelebile l'ultima scena della vita di sua figlia. Per la prima volta, in quel banco degli imputati, si è seduto anche lui. Paolo Gualandi, vestito con un completo grigio gessato, silenzioso accanto ai suoi difensori, gli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, ha mantenuto un atteggiamento freddo e controllato, lo stesso che, secondo le testimonianze raccolte in aula, aveva subito dopo il colpo di pistola. La sua linea difensiva resta la stessa dall'inizio, sostiene che il colpo sia partito per errore, durante una colluttazione, ma i riscontri e le parole dei testimoni mettono fortemente in dubbio questa versione. Faccio questo mestiere da 32 anni e di armi ne ho pulite tante, ha spiegato in aula il luogotenente dei carabinieri Luca Ghirelli, tra i primi ad arrivare sul luogo del delitto. Non si può pulire un'arma con il caricatore inserito, è una prassi elementare. E trovarsi davanti quell'arma carica, con una cartuccia pronta a essere sparata, è qualcosa che immediatamente non mi è tornato, specie conoscendo la lunga esperienza dell'imputato. Se qualcuno avesse premuto ancora il grilletto, avrebbe sparato di nuovo. La dinamica ricostruita dai militari, grazie all'analisi degli spostamenti della vittima, monitorati persino attraverso i percorsi fatti con lo scooter, parla di una manciata di minuti.
3 minuti, poco più o poco meno, in cui la vita di Sofia Stefani è stata spezzata. Le deposizioni dei carabinieri intervenuti sono state altrettanto forti e precise. Ho trovato Golandicino su di lei, ha raccontato il maresciallo Giuseppe Di Pasquale. Aveva le mani sul suo petto. L'ho guardato, e lui mi ha detto solo: stavo facendo il massaggio cardiaco. Gli ho chiesto cosa fosse successo, ma lui non rispondeva, non parlava, restava immobile e silenzioso. Poi sono state ascoltate le testimonianze dei 2 colleghi presenti al momento del colpo, Katia Bucci e Michele Zampino. Quest'ultimo ha ricostruito gli istanti immediatamente successivi allo sparo. Golandi era al telefono con il 118, e mi disse: chiama il 112, gli chiesi cosa dovevo dire. E lui, di che è partito un colpo. Un dettaglio che ha colpito tutti in aula è la calma glaciale che i testimoni attribuiscono all'ex comandante subito dopo la tragedia. Non piangeva, non appariva sconvolto, hanno riferito. Un'altra pagina dolorosa dell'udienza si è aperta quando la procuratrice aggiunta Lucia Russo ha ripercorso le settimane precedenti al delitto, sottolineando come l'imputato si trovasse prigioniero di un castello di menzogne da lui stesso costruito, una vita doppia fatta di bugie, inganni e segreti che rischiavano di crollare da un momento all'altro. Al centro di questo scenario inquietante, il cosiddetto contratto di sottomissione sessuale, un documento ispirato e rielaborato partendo dal celebre romanzo 50 sfumature di grigio, nel quale Golandi si definiva il supremo commissario e padrone, mentre Sofia veniva chiamata la schiava e la sottomessa. La procuratrice Russo ha definito quei contenuti degradanti, umilianti e sintomatici di una dinamica di potere assoluto, mentre il legale difensore dell'imputato, l'avvocato Benenati, ha tentato di minimizzare, parlando di un gioco tra 2 adulti consenzienti, un patto privo di vincoli, di efficacia e validità. Ma in aula, quelle parole hanno avuto un peso enorme, perché restituivano un quadro inquietante di una relazione asimmetrica, dominata da un uomo ossessionato dal controllo e dalla manipolazione, un uomo che ora rischia l'ergastolo, e che si è trovato per la prima volta a fare i conti, non solo con la giustizia, ma con l'orrore delle proprie azioni. Il processo è solo all'inizio, ma il racconto che sta emergendo è quello di una tragedia annunciata. Un'escalation di menzogne e rapporti malsani che si è conclusa con un colpo di pistola al volto di una giovane donna, lasciata esanime a terra, mentre il suo assassino restava impassibile. Incapace di piangere, incapace forse persino di realizzare la fine di tutto. Giallo a Cinisello Balsamo, muore a 69 anni l'ex insegnante Daniela Guerrin, indaga la squadra mobile, sospetti su maltrattamenti familiari. La morte di Daniela Guerrin, ex insegnante di 69 anni, è avvolta nel mistero e sta attirando l'attenzione degli investigatori. La donna è deceduta nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo all'ospedale multimedica di Sesto San Giovanni, dove era arrivata in condizioni già gravissime, secondo quanto riferito dal marito ottantenne e dal figlio 37enne, con i quali viveva in un appartamento di via 25 aprile a Cinisello Balsamo. La donna sarebbe caduta in casa dopo giorni in cui accusava problemi respiratori e frequenti perdite di equilibrio. Effettivamente, la signora Guerrin soffriva di un angioma cerebrale che, da tempo, le provocava instabilità e svenimenti improvvisi. Il racconto fornito dai familiari, però, non convinse del tutto la polizia, quando i soccorsi del 118 sono intervenuti, attorno alle 3 del mattino. Hanno trovato la donna già in arresto cardiocircolatorio, trasportata d'urgenza in ospedale. È morta poco dopo a causa di una grave emorragia cerebrale. Tuttavia, durante i primi accertamenti clinici, i medici dell'ospedale hanno notato la presenza di numerosi lividi sul corpo della donna, alcuni dei quali non sarebbero compatibili con una semplice caduta accidentale. Al contrario, alcune ecchimosi risultavano più datate, segno che la vittima potrebbe aver subito violenze già in passato. È stato il personale sanitario stesso, insospettito dalle condizioni della paziente e della situazione generale, ad allertare la squadra mobile di Milano. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Monza, hanno aperto un'indagine per omicidio colposo,
con la possibilità che si tratti di un episodio legato a maltrattamenti familiari pregressi, ma non si esclude neppure l'ipotesi dell'omicidio volontario. Ad aggravare i sospetti c'è il passato del figlio della vittima, un tassista di 37 anni, già denunciato nel 2020 per lesioni nei confronti della madre. Dopo la morte della donna, il giovane avrebbe avuto una violenta crisi psicologica, tanto da richiedere un ricovero in trattamento sanitario obbligatorio. Gli agenti della squadra mobile stanno passando al setaccio ogni dettaglio. L'appartamento di via 25 Aprile è stato posto sotto sequestro e si stanno svolgendo rilievi approfonditi alla ricerca di eventuali tracce che possano confermare o smentire i sospetti. Allo stesso tempo, è stata disposta l'autopsia sul corpo di Daniela Guerrin, che potrà fornire risposte decisive e chiarire se i traumi riscontrati siano compatibili con una caduta accidentale o se invece siano la conseguenza di violenze domestiche. Il caso riporta alla memoria un altro fatto di cronaca nera avvenuto di recente a Milano, in via Wild, dove una donna anziana è stata trovata morta in circostanze sospette all'interno della propria abitazione, facendo emergere un quadro inquietante di presunti maltrattamenti familiari. Per ora, la procura di Monza e la polizia mantengono il massimo riservo, ma dalle prime indiscrezioni emerge un clima familiare difficile, in cui non si esclude che la vittima potesse subire soprusi da tempo. Le prossime ore, con i risultati dell'autopsia e le eventuali testimonianze dei vicini o di altre persone vicine alla famiglia, saranno fondamentali per dare una svolta alle indagini e comprendere se dietro la morte di Daniela Guerrin si nasconda una tragica fatalità o un dramma annunciato. "Guarda che stai parlando con un morto", è questa la frase agghiacciante scritta dall'arrestato, un ragazzo di 18 anni residente in provincia di Roma, a una terza persona che sarebbe intervenuta nella chat pochi istanti dopo l'ultimo messaggio di Andrea Prospero. Un dettaglio che apre scenari inquietanti su quanto accaduto al giovane di 19 anni, trovato senza vita lo scorso 29 gennaio in un monolocale di via del Prospetto, a Perugia. Quante persone hanno davvero assistito, inermi, agli ultimi istanti di vita del ragazzo? Quanti hanno letto i messaggi senza intervenire, senza lanciare un allarme? Le indagini coordinate dalla Procura di Perugia e affidate alla squadra mobile stanno tentando di rispondere a queste domande, mentre il caso assume contorni sempre più cupi. La svolta è arrivata proprio nelle scorse ore, quando il procuratore Raffaele Cantone ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del 18enne romano, accusato di istigazione o aiuto al suicidio. La chat su Telegram tra lui e Andrea Prospero, analizzata nei dettagli dagli inquirenti, mostra un inquietante scambio di messaggi in cui il ragazzo più giovane avrebbe spinto la vittima a compiere l'estremo gesto. Dai primi accertamenti emerge che Andrea aveva conosciuto l'indagato circa un anno fa proprio su Telegram, all'interno di un gruppo sul quale gli investigatori stanno ancora cercando di fare piena luce. Non è ancora chiaro se questi canali fossero ad accesso libero o riservati solo a chi riceveva un invito, ma di certo erano luoghi virtuali dove il rischio di imbattersi in persone pericolose era altissimo. Andrea si era aperto, aveva raccontato le sue fragilità e i suoi disagi personali a quello che pensava potesse essere un amico, un interlocutore pronto ad ascoltarlo. Invece, dall'altra parte dello schermo ha trovato qualcuno che, invece di offrirgli conforto, lo ha incoraggiato a lasciarsi andare. Quando Andrea ha mostrato paura, quando ha detto di non avere il coraggio di compiere quel gesto estremo, il 18enne non solo non lo ha fermato, ma ha rincarato la dose. "Mandali giù con il vino", scriveva riferendosi ai farmaci. "Vedrai che non sentirai dolore, anzi, proverai piacere". Gli investigatori hanno scoperto che nei giorni precedenti la tragedia, lo stesso ragazzo gli aveva persino suggerito metodi alternativi, come l'utilizzo di una corda, ed è proprio una corda che gli agenti della scientifica hanno ritrovato nel mobile del bagno del monolocale. La vittima l'aveva acquistata, forse come piano B, dimostrando quanto fosse vulnerabile e manipolabile. Ma il dettaglio più sconvolgente arriva dopo il silenzio di Andrea in chat, quando i messaggi del 19enne si interrompono e tutto lascia presagire il peggio. L'arrestato, invece di allertare i soccorsi o mostrare un minimo di umanità,
si preoccupa soltanto di una cosa: non essere identificato dalle forze dell'ordine. E così, proprio in quei minuti, compare nella conversazione una terza persona. Non si sa chi sia, né da quanto stesse leggendo in silenzio, ma c'è. E il 18enne, con cinismo, le scrive: "Guarda che stai parlando con un morto". Questo messaggio lascia intuire che la chat non fosse privata o che, in ogni caso, altre persone abbiano potuto leggere in tempo reale l'agonia virtuale di Andrea. Qualcuno c'era, eppure nessuno ha fatto nulla. Andrea si era confidato online pensando di aver trovato un amico, ma ha trovato il contrario. Qualcuno che ha trasformato la sua debolezza in tragedia, ha dichiarato l'avvocato della famiglia, Carlo Pacelli, ai microfoni di La Presse. Quando ha tentennato, quando ha detto di non farcela, quella persona lo ha aiutato a superare anche quella resistenza. Questo episodio ci ricorda quanto siano pericolosi certi angoli bui del web, dove i più fragili possono essere spinti oltre il baratro da chi ha solo voglia di distruggere. E i misteri non finiscono qui. La procura ha iscritto nel registro degli indagati anche un secondo giovane. Sarebbe colui che, sempre via web, avrebbe venduto i farmaci ad Andrea Prospero. Durante una perquisizione a casa sua, gli investigatori hanno trovato ben 10.000 euro in contanti, probabilmente frutto di attività simili. Resta da chiarire se la chat in cui si sono consumati gli ultimi istanti di Andrea fosse un canale pubblico o privato. Se fosse pubblico, più persone avrebbero assistito in diretta, leggendo ogni parola senza intervenire, un'ipotesi che getta una luce ancora più inquietante sulla vicenda. Se fosse confermata, significherebbe che Andrea Prospero è morto sotto gli occhi di una folla silenziosa e complice, ma al momento tutto è ancora oggetto di approfondimento da parte della procura. Intanto, l'arrestato dovrà rispondere di un'accusa gravissima: istigazione al suicidio, un reato che, dietro le righe, racconta di vite spezzate non solo da chi commette il gesto estremo, ma anche da chi manipola, spinge, suggerisce e, infine, si gira dall'altra parte quando ormai è troppo tardi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.